Amedeo non l'aveva manco sciappò e legna per fugua. Brrr, che freddo. E quell'altra là ha de lungo un letto a che fai un io. Signorina Annunziata, le mattine da pessa e te de lunga quel letto. Veglio! Peggio adesso è qua. Tori amica che ti porterà anche a colazione. Come fai a trovare Maio? Sta dorme e chiude la marmotta. Teodolinda! Teo! La signora ha chiamato? Sì, ho chiamato. E ho anche su no campanile. Pensavo che quello le adoperasse per chiamare le vache. Sì, ti trovi scuse e con quello braccio lì sì, per non fare niente. Sì, sono ma dopo l'altro travaggio mio. Ti travaggi tu. Speriamo. Sono arrivato in ritardo perché a Corriere è in ritardo. E allora ho dovuto mandare a mangiare anche ai galline che avevano delle zampette che sembravano dei carnoti, sembravano. Va bene, dimmi un po', Medeo, ti l'hai visto? Il Medeo non l'ho visto, ma lui non ha bisogno di venire con la corriera, lui abita per i giochi. Va bene, aspetta un po', fammi un po' questo piacere. Porta un po' su questo caffè, quella Annunziata e dica che lei ha casse veste. Come domanda? Ma ti deve con quello giaccone lì? E come devo andare? In mutande? E tutt'al più spuserò un po' di polaio, ma cosa vuol dire? Ma fitunte questa casa che sai una meghessa e le ben cominciave un po' de gai. Che sai Anna meghessa? Ma se non ha neanche dato un esame. Se era quella porta te ne fai già un accidente qui. Magara! Fissa fotta bunga! Te peso de te figlia! A che fa un letto! Ma cosa ti credi? Ti voleva lasciare anche i vescinti, Ma i vicini le sa da una pezza che sono andati a travagliare. Voleva anche a Romeo Orto, te capisci? Perché non te basta un Medeo? Ma un Medeo fa figa troppo per quello che vediamo un Medeo. Un virgio che dava del ciù, però preferivo stare con un altro, cosa ti vedo te dire? Comunque un caffè è pronto? Agli ordini, signor Pestarino. Ecco qui il caffè. Anche se preferisce il vino. Che servizio di... Un succo? No, succo non te fa male. Te fa male. Se ci ho fatto. Fa un guscio questo caffè qui. Se non si ha, quando si scusa, a fai anche fare scaldò come questo qui, fai a bene, a pigiare, a detta, tu divorzio insieme a quello del matrimonio, tu dico mie. Ti l'hai aiuti? Figuremos. Sapevo. Su non te va bene. Ti terissi prima e ti toffè fresco. Anzi, caldo. Che manchieva ancora stragiare il caffè con quello che ti me lasci per la spesa. E ma in fondo poi voleva quella avanzò de vei mattini. Appunto. Il caffè riscaldato non lo vuole! Prego, sei un sottosero. Ah sì? E dicono che ti fa saperlo, non è a caso abbastanza su stai lenzuola. E poi mia questo non ti l'hai manco da toccare. O le detto una figlia d'oro quella. È inutile che vi parla senza dire. Ti e quell'altra tua moglie e l'hai fatta così e ti tu sei alla quasi 40 anni e non è incalmare su che sta caprendo e che le de lungo chi il caffè riscaldato non lo vuole.
Ma chi ha se crede Ma di? se crede se me figlia, perché detta lei è brava, ma è timida, non è di malizia. A queste cose, a lui che pensa Ma fammi un piacere, malizia. E poi, se lei va bene che cominci a pensare. Perché anche me è timida. Timida lei, ma fammi piacere. Sicuro. Timida e ingenua. Sì, perché credevo a quello che dicevano in tuo paese. Gran lavoratore Gaetano, e ho la 2 muendo e tutto quello te rende reagegia, lo so, se de reagegia che è un campo santo. Ed è quello che lei si anche metti. E mi e così sono arrestata vera che frega, ma io vedo e figlia che dorme circa ore. E mi chi che fa su da serva? No, da mamma, dimmi che da seconda mamma, ma da mamma. E mica ho detto retta a me, mamma. Ti te sistemi bene? Tane a fa vita buona a me diva. Eccomi chi a fa vita buona. Una volta te ci agaiva, no? Ma per forza. Giù. Per forza. Le testagoniate che ho perso Gaio. Sempre chi ti grebano. Dove non posso far vedere me capacità. Mi che ho sempre avuto un ingiusto per gli affari. Ma vuoi andare poligono tu due? Ma siamo sempre a mesima, uffa! Ma cosa ti pensavi di scusa? Di che venisse il principe azzurro? O pensava da lungo a chi sei un principe azzurro? Pensava dall'altro. Per te norma e regola, a me mi stavano a provo i più meglio del paese. Ti stavano a prova, 4 despieti, 2 figli galea per puffi, gli altri 2 non erano manco qui a mettere una firma sui papete, capito? Una volta il comune doveva andare per far passare tutto il caso e mettersi a firmare, ti capisci? Sì. E un Federico, un arrivò lì e lo titubava, allora un segretario comunale ha detto, c'è la mia, c'è che mettere una croce. Quando è stato un momento dove nasco, titubava anche lei, ti capisci? Allora un segretario che ha detto, torna, ho capito, un posto da firma, c'è che mettere la croce anche a Busciare, te capito? Va bene, che cosa chiede, ma una volta mica tutti andavano a scuola. Tu so, ma ti sai cosa caffè invece di fare una crocetta? Un caffè un riolo che poi va in chiude gotto. E allora quando domandò perché, ti capisci, un segretario comunale, ti sai cosa ha risposto lei? Ti sai cosa ha risposto? Mica se ne so, non è un'mica. Non ha risposto, non mettiamo mica come Federico, con la fetta una crocetta, ti hai capito? Va bene, mia, devo che però bisogna pensare se non so trovare che penso mi a trovare il maio come si deve. Ti non ti vedi lui ad elevata la denti pecora feciale. Però, demo che tempo, non la manco 40 anni, su, rango scena. Ma quella che stai a 40 anni, Fantina. Intanto sono solo 30. Dico. Ma date un po' il cazzo, che da che un po' ti devi andare in bottega a cattare quello che mi serve, perché stasera viene un commendato fregoso. Sono venuto a fare, che lasciamo quello lì, Quello lì, come ti ucciami ti, con le immediato, o vende sciti, terreni, o la de palanche. Di che l'è con te? Con la ne va proprio bene per tua figlia. Sì, tu esse, fisse vidua, mo piglieva mi. Con lei si vede altra gente, altro mondo. Non hai bisogno di essere video a sé. Ti per pigiare 2 del cubeti te ne veste, ma tu ci allegri, te lo dico mio. Io oggi un veggio. Piuttosto che niente. Ma io. Ma poi mia, non è mica, con tanto veggio. No. O cammina con senza bacco. Va bene, ora mia. Date recatto e vanno giù a cattarmi quello che mi serve. Chi è a nostra?
ti devi lasciare quella qua giù lì. Ti devi trattare a Russia come a Samantha, sono tutte e due peggio, ti capisci? Non si deve fare le differenze, si capisce? E poi lasciare un po' quella fa a rifianga per trovare mai io. A giornata anche e donne, sono trovando da solo l'uomo, no? Vabbè, lì facevo così, tanto per parlare, sì, perché mia, lei no, di una certa età, sì, però mia, le nomo d'esperienza, uno beve, uno fuma, uno mangia e uno va a cavallo, lo che va giù, ti capisci? Ma lascia perderti. E poi anche Mercedes. Ma perché? Questa è una donna? Ma no, è l'automobile. Pur riesci stare de bene anche gli altri. E perché? Scusa, a tutti? Da che ti ha capito benissimo. Ci sta questa cosa a te e ci sta. Vado. Ma dove ti vai? Ma dove ti vai così desandiato? Ma chi ti vuole che ti stai a prova? Non ti dai manco una petenata che vedi che ti paghi la stria. E poi mi ha un po' di rossetto un scelerfe e 2 gaggiante ganasce, così te veniano russe. Ma non te ne va bene una! E poi, ma che modo di camminare? Ma ti paghi mai appena sbarco? Cammime un po' cammime che te mus. Guarda, osserva, impara, stupisci, fai come lei che ti istruisci, non è perché come lei che ne ha. Cosa tu riesci di? Mia che ciuffito la trova mai, è ciuffito. Che amore materno che te ti. Ha parlato l'uomo delle caverne. Mia te incacciò che ormai ha sparato tutte le cartucce. Te carbonizzò. Sei incenerito e non c'hai più buono. Ma ti lei sentita lei, ti capisci? Ha tutta l'esperienza di questo mondo questa donna qui. Ti devi sapere che è un proverbio che dice che quando la donna viene avvegia e a perde ogni virtù, appena si garrappa e a chitarra non che se ne più. E allora ti sai cosa te dico? Sta che ti a prova tua figlia. Mi fa su fino a troppo come mulegna. Non te veramente. In fondo lei parla non ti venta, capisci? Sempre voleva che ti trovici da stampo bene, capisci? Qui te bene. Sì, comunque poteva essere quella a poche porte via Santissima, così avrà sua Samantha, quella almeno lei è figlia sua. No, quella è tua del secondo letto, ma lei è sempre tua sua. E poi gli altri due hanno d'accordo, no? E quindi questo mi fa piacere. Allora, se Matteo cammina un po'. Animo ragazza, spullettare. Io mia le gambe indietro. Sì, anche un pugiolo via. Sì, sculettare, ma mi invece me ne vado a cena, la posso anche sculettare. Mia per me, contento te poi, ti prancante discoteca balasciu qui. Cosa ti dici? Cosa ti che molto quella feccetta? Ma lasciami finire. Dicevo che prancante discoteche a balasciu qui, come fanno vedere in televisione. Ma poi ti sai cosa ti dico? Affiggiare a te, arrangitela un po'. Così va bene. Gaetan, a mia un po' chi che. Ciao figlia, ti sa, e tanto che ti sa, Ma la studiò fino a tardi, Vesseia. E come mai che non l'ho vista? Ho studiato latino da Don Prospero. E non è stato proprio fino a tardi anche quello lì, fa. Ma tu sai che con latin ha un po' di difficoltà. Mi voglio sapere perché studiamo latino. Io studio agraria e sono stato
benissimo finora e siamo andati avanti finora. Dovevi studiare anche te all'agraria, tu dico mi, Ma grazie. il latino è una lingua che serve a imparare anche le altre lingue, serve a ragionare. Poi vabbè, è un po' una lingua morta, però è anche utile perché... E ti fai la traduzione per i morti, cosa ti abbiamo detto? E comunque quello lì è uno della parrocchia. E poi tu e me dice sempre che non fa differenza tra gli altri due. Quando alle chinase ha gadito di tutto perché le ha tardi. Di che ti arriva ora che le città non ti dice niente. Ti ha capito? Ma mi le ciude nua che suonarsa. Lo specchio porta via tempo. La mia piccina si cura il viso e il corpo. Esatto, ben sana in corpore sano. E anche i morti siamo contenti di saperlo. Mia, guarda, non dolcemente e mettiti qui che adesso ti porto un po' di lattuccio caldo col cacao. Ti vuoi un po' di caffè con la sciormita, lo sa sopra. Sì. Mia papà che quel caffè lì vuole gramo fatte mouse, mia sì. E poi ti sa come dice un proverbio. Bacco, tabacco e venere riducono l'uomo in cenere. Come venere non che ne. Ma resto un bacco e tabacca mia. Ecco cara, quando diventerai meghessa curerai tutta la gente del paese e anche i paesi vicini. Che bellezza! La dottoressa Samantha Pestari. Mi ti leva il caffè, il tabacco e il vino, te lo dico mie. Ma non ti chiede a scuola stamattina. Ma sì, ma c'è un'assemblea, allora entriamo dopo. Fatemi andare che se no perdo a corriera. Sì. Croviti, che fa freddo. Coviti! Ma mi sciolgo. Ma non te la dico, abbiamo troppo dell'arpino. Non ti scordare il telefonino. Ce l'ho, se vedemo. Ciao. Ciao, se vediamo. La mia piccina, come è intelligente. Tutto grazie a Don Prospero, te lo dico mie. Ora vado a vedere se è pronto. Sì. Abbiamo avuto zappa, vado a pigiare. Vai. Ciao. Teodolinda. Teo. Che cos'è che... Stavo mettendo i lenzuoli a lavare della sua piccina. Ma te è finito, te riuscì a lavare? Ma no! Perché? Erano tutti neri fino in fondo. Ma anche qui in neri. braccio solo ti Sì, devi fare, sì. perché mi non posso fare i letti, te lo dico, mi. Ma mi invece sì. Sì, con questo meno braccio. male. E allora ho fatto ho lavato tutti i lenzuoli e ho trovato nel letto che c'erano tutti i lenzuoli sporchi di belletto, va bene? Di belletto e anche sotto al letto c'erano anche delle cicche di sigarette. Sarebbe meglio che usasse un po' meno sapone, un po' più sapone e un po' meno profumo, perché se no la sua piccina ci sarebbe un pochino più a prova, la sua piccina, un po' più a mente ci deve dare, capito? E cicche, ma cose vede male una figlia moderna, perché lei ha sempre essere apparizione. Ma che passione bagaggio, aveva sempre essere bella, come du resto ma ora mia, metti i lenzuoli in lavatrice e metti quelli puliti. Ma l'ho già fatto, non so mica bertolata, no. Stasera, quando vieni come da tu fregoso, a tasto terreno per annunziare, così, una volta fuori di casa lei, restia sulla Samantha. A me piccina, a diventare meghessa, che soddisfazione. Chi è? Sì, posso entrare? Sì, entra pure. Sono dove è tanto? Oh, mi è venuto qua. No, le hanno detto a Turiccia, a vedere se gana giusto, è molto sappia. Sempre regatia, Carolina. Ma sì, figuremo, sempre chi sarà. Mentre a me è natura, a saliva stata, quella di giù, sì, desse in tuo commercio, in ti affari. Io mi sento addosso a seconda giovinezza. A Saint-Tropez
La luna si sveglia con te e balla al twist, vestito al vestito. Che gambette agile, oh! Ma ti è tratti così, signore? Ma ora capisci perché te alcun fantin? Non sta come dire niente. La razza che aveva un peso dentro tua sana. Beato Gaetano! Beato un corno! Ma se ti metti giù per il cavallo da Dio! Stani qua a sentire. Sì. Annunziano che? No, perché? Cosa ti vedale? La trovo galante. Sì, la mucca Carolina. Ma per anche darsi che sei già in arrivo, Ma ogni modo le mie giucasse trove, un de Dici così più lontano va e più avrà successo. Sì. Sono cose mie che non ti devono interessare. Piuttosto dimmi un po', come mai non ti hanno detto a travagliare da un virgi? Ma le che ho virgi. Un ugade figlio! Ma cosa ditra, sì, ditra. Che mio, che sono affezionato. Sì, ogni modo mia. Stanni distante da noi. Sì. E survia tutto da Samantha. Perché Pelé se ga preparano a venire a uso. A diventare importante. A non fare a me fin. Tutto fatto, tutto fatto. Bene. Ciao mio Dio. Salute. Ho visto il signor Gaetano, sì. Mi ha detto di preparare una bella gallina per il nostro parroco, Don Campana. E perché l'ha detto a te e non a me? Sono meno di una serva ora. E non s'arrabbi. Ha visto me e gli È è una venuto in vista mente. lei che mi mette la gallina, sì, Ma scherzo. Ogni modo, piccia quella ciubagra. Sì. Quella che ha dentro frigidaire. Sì. E tanto per per non esce. L'altra volta le arrivò. E ho la detto che non aveva ci deve in giacco per di messa. E se ne portò via un bottiglio. E poi anche de manco lasciamo in affitto. Va bene. Don Campana. Se parla du diavolo. Spunta legua santa. Salute. Pace bene a tutti. Come va, Scia Carolina? Come mai da queste parti? La senti un ciussai galline? E ti Medeo, come andiamo sempre alla ricerca dell'anima La gemella? speranza è l'ultima morire. Scia non mi parlami da speranza perché ho da fatto tutti i giorni qua speranza. Ciao anche a te, Teodolinda. E allora come andiamo? Sono venuto anch'io, ho detto ma un po' a salutare quelle persone, ma veramente a proposito delle galline, ci un Gaetano mi ha detto Stava andando E tu pula! le galline. Vado a fare un E gallinicidio. speriamo che sia bello. La vuole nuda con le piume. Ma perché pensi a me sulla clottina? Vado. Che ti sta a perdere dell'altro tempo, Sì, vado. Bella grassa, essa che fuisse, Ma con questo freddo sono tutte pelle ossa. Dove sai? Dove sei da mangiare qualcosa del cielo, Non so. Mi auguro. Per caso posso settare anche me? Sì. Perché de volte in te che mi dicono, questa è l'unica cacca non mi vita nessuno a settare, allora faccio da me. Perché di solito quando entro breve se che dice, vuol mica sedersi un attimo, che uno succede, Ma perché pensavo? Che cose comunque volevo. Sì. Quelle chi? Sì. Volevo chiedere una cosa. Sì. Cosa ne sale de Don Prost? Oh, per piacere, non andiamo avanti con le parole, dopo non è proprio benissimo, uno è parroco, quello di uno mica finito di un seminario, motivo non so, e so sapesse non lo poteva manco dire il resto. Dimmi come aggiunte qualche volta anche da sé, a Carolina, perché se dunque non che sai nessuno, non che sono abbastanza subini con la vocazione, a giornata anche gli altri dobbiamo saltare da una parrocchia all'altra, bisogna essere da tutte le parti.
Anche un da sé, insomma, con maggiute, e spero che arrivi con maggiute parco, ecco, una volta la... Ma Mattiano! Vado! Io dimagrisci Le affanni vanno a fare stanza. Ma erano tutti e due i chiassetti? Tutti, sì. E paghe anche questa gente qui? Sì. Speriamo che la gallina sia già abbastanza grassa. Bella grassa, Sì, ma cosa è all'ombra, E vabbè, ma che ne metti in al succo, ci ma più mi quella lì. Ma a proposito da gallina, mi sono venuto anche per annunziare. Perché? Cosa la combina? Niente. Assente solo a mancanza d'affetto da parte sua. Mi? C'è. Ma se che vedo ci bene che a Samantha a momenti, sì, e sono anche a prove a cercare mai. Ecco, c'hanno da un posto, c'hanno da un posto, è proprio quello motivo. È proprio quello motivo, un modo con il quale sciaglie cerca Mario. È il motivo recondito per il quale lei si muove. Recondito? Sì, recondito con tutto del fuoco. Non capisco, ma ogni modo, è tutto per sé. È tutto per sé, Sì. non mi funzionava questa frase, che mica dico una cosa. Sì. Sciafasse come sciafaieva per Samantha. Mi scusa, in fondo sono figlia dello stesso pueblo. E così, alle venuto a lamentarsi con No, non le veniva a lamentarsi. Su un amico capivo l'altro giorno parlando con lei che dia qualcosa che non ha. Tutto. Il megasetto in quei momenti. Sì, sentiamo. Sì. E comunque... Mi sono invitato da solo, ma megasetto un momento. vabbè. Un medeo che mi mette tutto tempo. Ma tu stai tranquillo, che a gallina le ha saputo. Come sei io che le ha saputo? E voi mi dite che Gaetano, lei va a preparare. Ecco, ma mi non dico per la gallina, mia gallina mi auguro che seggia su una bella gallina che seggia da mangiare. Mi dico un medeo, mi è parlato su no, lavoratore. Sì, e siamo impegnati a me. In tuo paese, le figlie non viene mica guerra. Su preposto. E figlie, non è galline da ciaffare. Come ce l'ha detto? Dito da busciare questa qua. Non è galline da ciaffare bene, ma E poi, un medeo, non mi piace in sue notte manco lei, Ce l'ha ragione, ma sempre ci subano da qualche mediatore, mi scusa. Ecco chi lo campana, bella nuda e incartata, ecco chi ha gallina, siamo i miei piccoli. Ma l'ho peso da nogelina, avevo chiesto una gallina, non se ne passa di questa. vabbè. Ma non per vergognarci a male galline. Sta all'ombra e come fa? Ma mettere un po' su cangia ostaggio, da mettere da qualche altra parte. Va bene, vado però sciasse ricorda quello che ho detto. Tranquillo. Sciategnamente e me parole. Mi te ringrazio. Però chi non è proprio niente da mangiare. Cosa ne fa? Per piacere nata gallina, cosa La passa? prossima sera mi. Ma per piacere in notte che lo levate niente. No, un uccellino. Serve bene. Ma che gallina ti guarda? Ma quella che è il tuo frigidaire, quella che era anche salata. Bene, ma ora vanni a fare quello che t'ha detto Gaetano, che mi devo sciolti. Vado da già un po' d'erba giù strazetto, tu sai che passa manco d'erba lunga. Salute, ciao, se vediamo. Sì. Le ha proprio meglio che pigliesse quell'altro, gli ci do prima che la nessa fa fortuna ante America. Peccato che non si possa tornare. Chi è? Sono Cesare Pestello. Ecco Cesarì, ecco chi na tromo, pinde palanche, zuvenu, de bell'aspetto, vengo immantinente. Ma la prego di perdonarmi per l'ora in cui mi presento.
Ma si figuri, è nessun disturbo, è che mi trova un po' desandiata perché non mi aspettavo una sua visita. Ma mio marito non c'è. Ma per cosa? Che dirò? Io lo sapevo che il signor Pestarino non c'era. Io sono venuto per lei. Per me? Ma si figuri, ma signor Pestello! Mi chiami pure Cesare o Cesarino, se preferisce. Ma signor Cesarino, ma uno poteva presentarsi qualche anno fa. Comunque non deve investigarmi, perché io sono una donna sposata e ho anche 2 figlie. Una figlia, anzi 2, ma per di avete una l'ho trovata fetta. No, ma lungi da me l'idea di mancarle di rispetto, ma sapesse da quanto tempo che lei mi piace, anche da prima che prendesse il signor Pestarino, sì. Perché non me l'ha detto prima? Anzi, volevo dire che ormai ero impegnata col Gaetano, ma non capisco, ma non che ne figge da queste parti, figge da Maio, anche un me giusti te. Dove lei, a quante ne so, possiede una bella attività, sì, in bel negozio di gioielliere in via Luccoli. Già, via Luccoli. Ma sapesse quante spese? Decine di migliaia di euro per prendere la merce, poi gli antifurti, le porte blindate. Sempre allerta per il timore dei furti. Perché c'ha bene proprio a fame questa sciurtia? E perché avrei bisogno anche di una socia fidata che saprà concominare gli affari e dare, come dire, un tono di prestigio alla mia attività. Socia? A me? Ma signor Pestello, anzi, no, Cesarino, ma mi fame socia dei negozi come anche se l'ho visto una volta solo, ma ci vorranno delle palanche, o lo devo al suo gentil pensiero nei miei riguardi? Innanzitutto sì, lei sarebbe sempre stata il mio tipo, e poi vedo che sa combinare degli affari. Sì. E quanto alle palanche, è pur vero che certo per entrare in un'attività avviata da anni, di padre in figlio, occorre portare un contributo, acquistare una quota nella società, ma trattandosi di lei basterebbe anche una modesta somma. Sì, e quante assaieva questa modesta somma? Considerato che altri premono, tanti per diventare miei soci, occorre batterli sul tempo, ma con diciamo 100.000 euro. Bellissimo, all'anima della modesta somma. Quello che occorre per il momento, ma per una gioielleria, ma queste sono briciole. Ma sì, ma ci sono dei diamanti, delle collane di perle che non si comprano neanche con quella cifra lì. Sì, lo so, ma dove è Piggio? Non mancano certo le palanche a suo marito, con tutti i terreni che ha. Sì, de reagege. Ma appunto, ma guardi, che i terreni dietro alla chiesa. Ecco. Vabbè, lasciamo perdere. E così il suo interessamento per la mia persona medesima è per diventare sua socia? Il mio interessamento per lei, glielo dico, che altro affettivo. Lei mi è sempre piaciuta. Sì. E se diventassimo soci potremmo essere spesso l'uno accanto all'altra. Capisco. Però prima che prendessi il Gaetano e sapendo che io terreno dietro la chiesa non l'avevo, non potevo diventare sua socia, vero? No, ma signora, qui c'è un qui pro quo. Anche quello. Voglio dire che c'è un equivoco di fondo. A me le interessa, a me piace la sua verve, la sua capacità negli affari, via su, insomma, si vede dall'occhietto vispo che lei sarebbe un'ottima socia.
e potrebbe anche cambiare ambiente, mi capisci? Ma capisco, ci capisco, ma le palanche sono del Gaetano, anzi, per precisione, sono da Nunzia, che l'ha ereditato da sua mamma. Sì, perché mi sono arrivata dopo e ho pigiato una bella fregatura. Perché anche mi piaceva andare via da chi. Sì, allora magari in città, magari in tenoreficeria, a contatto da gente che ha di dinero da spendere. E invece sono chi? Io, che potevo essere una vera signora. Ma perché io credevo che... Vabbè, ma allora ma almeno ci provi, no? E così il suo interessamento in miei confronti vuole finire un tempo a rendere a Gesù. No, ma ci mancherebbe. Lei rimarrà sempre nel mio cuore. Questo è un tronco, vuole insegnare di un'altra amica. Ascolti, Sì. qui lei ha il mio biglietto da visita, Grazie. Che è un numero di telefono, un cellulare. E così Annunziata ha ereditato la parte della madre. Questo è interessante. Sì. E dov'è adesso? Perché? Ci voleva fare la sua socia? Perché no? Oh, naturalmente sotto la sua guida, no? Questa non sapeva manco un'idea da scartare. Lei l'aveva via di in casa e insomma andieva a travagliare cena e mi... Lei mi aiuti e io avrei sempre una scusa per venire qui da lei. Ci mi fa proprio un bel gancio, E allora ne parlò. E poi che sapiamo? Ma è un po' una curiosità. Sciame di che c'è la Come socia. mai aveva proprio bisogno di una socia? Non poteva andare bene anche in socio, che fa? Sì, ma una presenza femminile è sempre ben vista dagli acquirenti, specie se questa fosse lei. Specie se porta anche delle palanche. Io sono sicuro che lei ci riuscirà. C'ha proprio un balin per gli affari. Un po' i suoi effetti personali e ogni tanto non mi teniva mano e mi non sapevo come comportarmi. Per me quello non si fa già breve. Ma come vive? Travagliare non travaglia. Al seminario non che fa. Stai attenta, a me non mi fa né carne né pesce, non ho mai visto con la tonaca. Però Culatio migliorò, lei in gamba. Solo non capisci perché se ne sta che sempre a scusa te se scartoffi. Ma contò che a casa le diceva mai lei che veniva in vacanza per ricusarsi. Poi non sono mica altro. Tu sai che incontrò in casa l'altro giorno Cesare Pestello. Un nome mica nuovo, Se sei buttato una patta dentro, lei faceva retromarcia. Faceva retromarcia, faceva bacia mamma. Faceva retromarcia, io ho fatto finta di non vederlo e pafete! A me viene in cuore, deve avere gli affari in tuo centro storico di Zena. Ne parlava mamma con papà per le palanche da investire. Fino a me l'uomo. Chissà perché non si è visto. E a mamma insisteva con papà per diventare socia sua e poi parlò ciucciani e mi non ho capito niente. Avanti che verto! Oh, belle figlie sole! Sì, a mamma Renetta Zena
Il papà ulè, in te fasce. Signorina Nunzia, o sta ci sono di pretendenti a quante pare, Esci, a mamma sta facendo la lista. E a ti che te l'ha detto? Si dice il peccato ma non il peccatore. E sai all'Angiolina, quella annulla la televisione e a lui sta tutto il giorno da un barco a mia riglia e partenze e poi ti che recama insieme. Scusa, posso mettermi in nota? Cianti, Amedeo, che se te senti a me, Guegna, a te manda a vendere anche i tuoi mesi di luglio. A mamma aveva un partito come si deve per annunziare. Esci proprio partito, a pensare che l'opeti ule chi ai zuvi. Ah sì? E chi saieva? Il sottoscritto Amedeo Cabona, scapolo benestante. Benestante ti? Ma ti che sei miscio come un despiova? Benestante tu senso che sta bene in salute, ecco per dire questo. Mia Amedeo, che se non ti suggesce a schedina o lotto, foscia ti vediamo, che ti risparmi ti gara 10. Comunque chi vivrà vedrà. Ad ogni poi è questione di fortuna. Ad ogni modo sono libero e a portare mano. Salute a tutti! Cercavo la signora, anzi il signor Pestarino. Posso parlargli? Oh, salute! Da quando l'hanno fatto come da tu? Uno parla cisenese. Scusa, l'abitudine di presentare a persone facolture, istruire, senza offesa, si intende? E allora tu parli più italiano, intanto la capiamo meglio, ci state tranquilli. Che non che da capito, gioca come una lama. Posso Ma accettarmi? prego. Cosa voleva da me qua? Volevo fare una proposta molto interessante. Interessante perché se mi senti. Per tutti e due naturalmente, ma su via tutto pelé. E di cosa si tratta? Gli altri sapete bene che mi fa su media tu. Compra e vendita di beni immobili, terreni e financo oggetti antichi. Financo? Ma già voleva sciaccata roba antica. Ma no, Medeo, financo non è roba antica. Financo vuol dire altresì. Te capivo, Medeo? Non capivo. Si vedi cosa vedi aver studiato. Sì. Va bene. Vabbè, ora faccio me ne vado un po' in me stanza, ma sì, ma c'è divertente, ma che sto qui a sentire viaggi, financo, altresì, a roba antica, ma... Continuando quello che stavo per dire, aveva bisogno di un Pestarino. E di cosa si tratta? Sono se figlia. Per la verità sono alquanto titubante. Non ti vedo lo caso. Intanto neanche siamo di casa. Ecco, la faccenda saiva un po' delicata, ma se sei di casa... Sì, siamo di casa, sì. No, ti frequenti casa, non te di casa. Vabbè, in questo caso non vi dico niente. Almeno una cenna? Signorina Nunzia, a lei non è un posso proprio di sciale a parte, direttamente interessato, e poi con di estranei in casa. Comunque, ne osa parlo qua a Carolina, e lei assaieva d'accordo. Intanto in casa comanda a Carolina, non lo carico. Ti sei fatti te? Sciame fisse un appuntamento con sopra, Dai, una telefonata. Signori, stai bene? Signorina Nunzia. Sciapa di te fisiatra che è meglio. E se fa un cascamorto. Di sicuro? È la mia moglie che l'ha andato tutto sto ravaggio. Ma cosa ti fai? È un ballo da carrega. Sì, è venuto anche su in capo in carrega, sì. E poi cose che fai in casa da soli voi altri. Per verità che anche a Samantha che è andata sulle date e poi è appena asciutto il comandato il Ferguson e non te l'hai incontrato? Meno, non l'ha detto qualcosa?
voleva parlare di affari. Di affari? Sì. Con gli altri due. E ti, cosa ti ghinte? Veramente me l'ha detto anche Annunzia prima, sì, me l'ha detto. Comunque l'ha detto con telefoniamo per fissare l'appuntamento. E ma aveva parlato d'affari con papà e che ti era che al corrente. Al corrente? Ma non mi ha detto niente. Gli uomini non riescono a tenere a bocca serrata. Comunque devo telefoniare. Telefoniaci. Ma mi domando e dico, ti non ti riesci a essere a lavorare? Sì, vado. Ma di mamma la trevo affetto, vado. Un momento. Ha telefonato più Gaetano. Uno ha detto che non viene a dormire, perché va a cacciare due cinchiali, insomma, due porco starvego, ecco. E vabbè, ti me l'hai detto. E allora? Salute! Mia, ti ho detto tante volte di non dare a me, di lasciarlo perdere perché quello usai del lungo miscio. Mia, gli unici dinari che guagna, sei straggia, al toto calcio, al lotto e al super enalotto, invece di pensarsi a venire. Un letanardo! Me chiamò! Me la guardo bene, non chissà così è stasera, hai sentito? Me la guardo bene, sentito. Salute! Non mi fio guarda quello lì, Va a finire che prima o poi, che sono l'archetto e o mando a spiguare. Vieni un po' sciù, che te devo parlare. Carolina! Ora che scommetto, che ora mi sente. Carolina, avevo detto che sono arrivato, ma pagò le palanche. Ti mesciamo! Ma te volevo dire solo che sono arrivato? No, mi fa che ti hagi detto qualcos'altro poi. Ma veramente? No, mi ricordo. Mi fa che ti hagi parlato di palanche o mi sbaglio? Sì, veramente ha detto palanco e ti arrivati, Ho fatto ma con te dirlo tutto. Comunque, ma pagò 6 mesi da lei. E le aua, così potremmo pensare a quell'affare. Ah, sì, segui io, ti sai cosa fermo? Allora, quelle palanche, mi le piggio una parte e metto un sciucco per fare spesa domani, capisci? In ta settimana. E l'altra parte... E per fare quell'affare, così per stello per diventare socio. Si porta in banca, così sono a seguire. Va bene, fai come ti vuoi. Vorrei dire che ti è dopo, così potremmo pensare a quell'affare, perché quella saeva a ti guagni e un'altra risorsa oltre il terreno. Ma a proposito, ho l'affetto a me o a te? O l'affetto a me, lo sapete che gobba lì per gli affari. E allora cosa che entro me? Te che ti devi decidere, autonomamente. Ti capisci? Abbiamo responsabilità divise perché non siamo in comunione di beni. Io dico o guagno o sai a tutto. Comunque domani vado a portare in banca così. Sono non seguo. E mi dovevi pigiu. Non so se fatti riprestare da qualche spagimante, da commendato fregoso, dagli ex pretendenti. Ma quanto che fai? Non te lo dico. No, non ti manco tanto, sai. Ah, sì? Sì, solo 100.000 euro. 100.000? Ma sì, ma credevo leggere. E allora ti riesci a mettere una firma, così poi dividemmo. Neba, mi non è in caldo le cose che non conosco. Potrete da un pan sicuro, tutto il resto poi sei fallimento. Sì. Mi ti sai cosa ti dico? Ti te ne pentiè. Mi attroviò le palanche e mi metterò proprio. Te farò vedere le cose su buona, spilorcio. Non dico me se è spilorcio. Non fa maraggiare, perché se ti tiri mi, si riterrebbe, te capito? Cosa vuol dire ti tiri? Allora, vedi che mie palanche, 100.000 euro non l'ho mai visti. E poi avevo speso per mettere a posto la canalizzazione dell'orto, per rifare la facciata della casa, per fare tutto il giardino. Avevo speso un mucchio di palanche, te capito? E poi devo dire che mie, non mi intendo, per lei,
de gioielli, de niente, se mi dà un anello con chiude gottussima e mi dice anche una in brillante, mica fa finire che credo, ti capisci? Ogni duo se veste. Comunque, se ti trovi un merlo con te dà, vigili. E mi ti sai cosa ti dico, chi te ne pensieri? Ti farò vedere io di cosa è capace la Carolina Canestrelli. Diventerò una signora io e ti resterai sempre in villa. Non basta anche palanche per diventare la signora, ne arriva a diventare una signora, quelle dell'alta società, sì? Uscire in ta società, do mutuo soccorso, te lo dico mio. Che cos'è che è intero? Questo biglietto? Cos'è che è scritto? Ti aspetto domani, alla solita ora, nel solito posto, non mancare tuo Cicci. E che ho letto Cicci chi? Che un Cicci in casa? Cos'è? No, c'è qualche cosa che non va? La sento un po' preoccupata, signor Gaetano. Non mi sembra più lei. Non c'è qualcosa che... No. Volevo dire... Sì. Volevo dire... Sì. Dove ne abbiamo visto qui? E come faccio a saperlo? Ho visto un Cicci. Un Cicci! Ma... io lo conosco. Ma se tu domanda a te, qua serie. Ma qui non me la conta giusta, signor Gaetano? C'è qualcosa sotto? C'è qualcosa sotto? Non ti si può ascoltare niente a te, perché è tanti anni che te ne conosci. Sono più di 40 anni che sono qui. Sì, la... Ti conoscevi anche Ma sì, la sua moglie, la Marietta. Io conoscevo sempre lei, sì, ma eppure l'annunziata quando sono venuta era piccina, aveva appena 2 anni. Si capisce? Ma poi con la signora Marietta c'era un rapporto. Mi raccontava tutto lei. Sì, tutto. Anche, diciamo, delle sue, non so, scappatelle. Ma che scappatelle, quelle in società di Cacciuea andavo, massimo. Io sempre zitta, non ho mai detto niente, ma ce n'erano cose da raccontare, sì. E sapevo anche i nomi. I nomi? I nomi, sì. Ma che nomi? Leviti un rospo da un coscio e ti me ne asci questi nomi chi è? O li sapere? Una era l'Assuntina. Assuntina? Sì, l'Assuntina. Non la conosco. Sì, che la conosce. Era la mamma di Medeo. Egli si è raccomandata di stare vicino al signor Gaetano come a un padre. Ecco perché non vuoi fare un'altra travagliata o virgine. Ma non ci vedo di me, a un mascio me la mette, ecco ma cosa No, è più giovane, perché Medeo curava la terra, fin da piccolo, e la terra stanca, invecchia e fatica, e poi quella mania dei baffi, ma se lo guarda, è giovane, è forte, come un toro. Sei amico me... Ma non è possibile. Ma me l'aveva detto! Colpito nel segno? Se vuole, dico anche il nome delle altre. No, basta uscire. Ma... Ti mi hai detto un più tu stomaco un short dall'altra parte, te lo dico mio. Sì. Ma quale si è passato da tanto tempo, stai a... Quante sai a? 50. 50? Allora, dimmi un po', ma quanti anni avrà un Medeo? Ma se vuoi figa dove? Tranquillo, che era già in fabbricazione quando vi siete conosciuti e il padre è morto prima di vederlo nascere. Ma non ti puoi lasciarmi spighe finora, ma cosa ti dici? È delossiosa anche te, se. Lei ha fatto il birichino e io lo volevo farlo tribolare, no?
E poi se avessi immaginato che Medeo e l'Annunziata fossero figli dello stesso padre, io l'avrei impedito di fare lo scemo, no? Con l'Annunziata, ma dai, su. Sì, ma allora dimmi un po', ma lei come fa a servire, via? C'era quella signora che guardava la televisione dal balcone, la milanese, no? Ah! Sì. Il canocchiale della valle. Sì. C'è la Giulina. La Giulina. C'è quella che hanno cade denti ma che hanno lingua lunga così. C'è quella che hanno 90 anni non shorte mai, ma sa tutti le tutte. Sì. Proprio lei. Comunque ora cangiamo però il discorso. Devo farti un'altra domanda. Cosa aveva? La domanda è quella di prima. Sì, è allora, io conosco il Cicci, o no? Sì. Parla? Ma io gliel'ho già detto, io non conosco il signor Cicci e poi io faccio sempre gli affari miei, non dico niente nessuno. E mia moglie fa anche i miei affari, va bene? Allora, fare una cosa, domanda a Pitininci, io pensavo magari anche alla piccola vendetta lombarda, un calucciare da valle, ti capisci? Se mi scioglie qualcosa, va bene? Va bene, allora devo portare la legna, dove la porto? Andiamo a lavorare, che giornata. E chi che torna? Oh, come andiamo? Posso? Sì, c'avete. Torna a venire un po' qui perché mi mancava venire un po' qui, a me piace questa carina. Pace bene. Toli, come andiamo? Andiamo bene, bene. Cosa ci avete? E voi sapete la gallina alle buona. Le galline non me la date. Non ho detto quella che le andieta, non offendiamo le galline perché quella lì non le ha proprio per niente una gallina, Sempre di gallia come una formica, non c'è lì, comunque fa niente. Oh, guarda proprio via che a cavallo nato non si guarda in bocca, ma quella lì pedala proprio per il paese, le ha proprio per le ossa. Sei un'altra volta. E mi auguro che seggia un po' come si deve, la prossima volta almeno 2 di quelle lì. Comunque sono venuta un'altra faccenda, cioè veramente non è una faccenda importante, una gallina più grassa la prossima volta e adesso veniamo a portare il programma da festa. Bene. Se vi aspetto, Sì. Se avete fatto una lotteria, che è una commedia, lo lascio. E mi ho bisogno di parlare anche per il restauro del campanile. E perché? Uloccia? Uloccia, c'ha la Uloccia. Però mi sono accorto in questi giorni che non è proprio una cosa brutta Culoccia, perché tanto Culoccia è un sonno, quindi però bisogna repararlo prima che capita qualcosa di irreparabile che non mi viene su in sa testa, capisce? Però lascialo qui un po', però poi dopo bisogna mettere a posto. Scia viene e contribuisce. E va bene, sono venuto anche per un'altra faccenda. Cosa? Scia vede su Gaetano. Un me compito, non è solo quello di dire messe, Ah sì? ma anche quello di fare bene alla nostra comunità. Anche a mia rua. Posso mica settarne? C'è sta sete? Grazie! Non aveva compenso. Ma non pensa mai quando è in tutta questa casa qui, però mi mega sette viene ben così. Ormai lo capisco che chi ha le così, Sì. Segge come una... Taolin, che mica qualche dentro ne può sentire? Non è solo a Teo. Vale, siamo a posto. Però lei vede, sente, me l'immagino. Sì, me l'immagino. Allora, già sei confessa. Come c'è lo spiritoso? Non facevo così spiritoso. E sapete... speriamo che non sciorte, quella... siamo andati anche un po' da mangiare galline, che tanto ingrasciano un po', così la prossima volta siamo andati un po', così se ne va un po' da lì, no? Ecco, sono venuto a proporre che ne fare. Anche usciate? Perché chi che da altri? Me non c'è. Come di affare? No. No, che sempre un calucciale. Un bernoccolo. Un bernoccolo. Proprio uscire a fare, che ne scappa di No, ma mi sapevo venuto a proporre che ne fare. Che poteva andare bene in tutto frattempo che si sposasse una delle sue figlie, ecco, tutto. Perché? Nato spagimante piano sia. Ma no, ma che sei quasi nato di ma mica sono un parroco del paese, spagimante piano sia. Sono venuto a buscare prima che c'è qualche donato in tuo paese, magari qualche media tu. Mi spiego giù. Che saeva possibile di accattare un pregio vantaggioso a casa del suo Prospero Tacchini. Ma che prende! Quello lì non che pensa
tutti quelli che commensano e non mi dicono un breve. Quello lì, uno che pensa, ma quando sta l'abito talare, che parlò l'altro giorno. Ok, che dice breve, ma sbaglia, perché mica parlò l'altro giorno, uno che ha proprio in mente, per farsi breve, o sapiomi, che aveva la vocazione. Io Gaetano quello lì, ha vita, tutto tranne la vocazione, l'ho scoperto l'altro giorno. Sua moglie è morta lasciando che poca niente, forse quanto capia che ha lasciato solo di puffi. E allora l'altro giorno le veniva piccamente a porto, ma lo aveva sapere. Se che qualcuno può acquistare la sua casa per fare un po' di palanche e mi domandava a me giustamente se conosco qualcuno di affidabile con l'intendessa catala, ecco. Via casa che non E vabbè, ma c'ha se sue figlie, quella che si sposa poteva stare, chi da vicino, in bello stato, mia casa l'ho vista a Ganan più orto, soleggiata, usaiva un buon investimento quello lì. Mi fate sentire non c'è, fate parlare del tenere presente che l'esce 200 in più orto, a Gamin se non fui sopra do paese ma cattiva fino a me quella casa lì, sì. Ah, poi va bene, un bel investimento. Questo batte anche un commentato fregone. Vabbè, mi dovete anche da vero. Ma parla anche sull'ultima cosa che deve pensare, sono proprio 4 auspici, si accontentievo, ma dito di 100.000 euro in contanti e basta. Quante gira questi 100.000 euro? E me parla anche gira, come una ventuela come mai? Come mai questo interessamento qui? Lasciami fare una domanda che posso dire basta che non sciorte quell'altra. Allora, sapete, sto vendendo che saeva un buon utile segge da parte del venditore e mi auguro anche dall'acquirente e così mi poteva cominciare a mettere da parte un po' una piccola somma per me restare un campanile con l'occhio perché un campanile che l'occhio bisogna aggiustarlo, non c'è niente da fare. Sapete? C'è 100.000. 100.000. Sapete? Che fase pensa? E vabbè, ma per tu, no, devo pensare a cosa. Quello che allora, è subito, una cosa che se fa 2 pezzi. No, ma se deve fare 3 pe al massimo, perché quello vuole realizzare subito, non vorrei anche che passasse davanti qualche di un altro, magari qualche mediatore. Già non se ne immagina manco quanti tutti i giorni dei turisti che vengono in nostro paese mi chiedono se che di rustici in vendita, no? Mi faccio finta di non rispondere manco, perché noi conosco, mi metto a fa sta bene in me, buon parrocchiano, ecco. E magari aveva anche il suo provvigione, se capisce. E la provvigione, però, la sempre miamo da percentuale. Breve normale. Comunque, sapete che fa se pensa addosso? Sapete che fa se Fito però, perché quello per realizzare subito. Possa no, un momento. Già che c'ha chi ha 78, la c'ho sottolinea perché mi piace un po' da altre parti mo chiedo. Che c'ha si sieda signor parroco, chi non mo dice no. Parlavo da me. Volevo dire che sa che c'è un micio di gente nel paese, quasi come a Ciangiolina. Per piacere quella lì, ma batte nessuno, ha un binocolo da valle, 90 anni, sempre fissa da un balcone, alla mia età. Mi conosco quello che conosco, mi dice anche quello che mi viene a riferire, io e lì, bene, qualche giorno conosco, perché sa aveva bisogno. Sì, volevo dire che conosce mica Cicci. Cicci? Chi del nostro paese è Cicci? Penso di sì. Io non l'ho mai sentito, più sapeva Cicci? Domandavo sciame. Ma mia Cicci non l'ho mai sentito, però non conto un da gente, posso domandare. No, non c'è domanda a parte che anch'io a voce vabbè. Non domando niente. Però ma mi sa curiosità, mi sa incontro qualcuno, non domando. Non sa mica chi è Cicci? Ecco chi è, che mi dicono un po' più. C'è la mia piccolina. Se c'è proprio Cicci, mai sentito. Spacca se c'è Cicci. Allora abbiamo un mecino normale perché quando battezzano io non ne sta mica Cicci. Io non ho mai battezzato un Cicci. Ma comunque a me non me l'ha mai scritto che Cicci no, giusto la mia. Allora, c'è questa calligrafia. Proviamo qua calligrafia. Sì, perché da un nome abbiamo detto che non si capisce niente. Cicci? Ti aspetto domani alla solita ora nel solito posto, un'amica per me sul biglietto. Ma Marco per me? Non l'hai per me. No, la calligrafia. Non conosco, ma mi viene in mente, ho visto io, mi viene in mente che devo andare lì una messa proprio ora su una messa un suffragio, mi stai a domandare se vediamo, pace bene, galina ci grazie, Adesso andiamo a lavorare, fa qualcosa, dunque stamattina non faccio niente. Cosa? Che è?
Sono il dottor Rogito Notaro. Oh, buongiorno, che sorpresa, non l'aspettavo. C'era, aspetta, è un momento che non che pensavo, c'era mia. Comunque, cosa c'era venuto a fare? Dunque, le posso il testamento. Ah, sì. Già mi aveva detto di fare la piccola modifica. E mi dice come doveva andare stamattina in conservatoria. No, di pazienza, che non sono le volevo capire. In conservatoria per consegnare i papiri. Passavo da che ho detto go porto, go leso, prima di mettere la Rogito. Ma se anche c'è da fare, passo un'altra volta. No, è che non aspettavo. Un momento. Teo! Sono qui a montare patate! Dalla sentia mia se viene mia moglie. Avvisimi prima, mi raccomando. Devo parlare con questo signore chi è. E non devo essere sturbato, va bene? Scendi a vedere. Ci sta comode, Con permesso, grazie. Allora, vengo subito dunque, go leso e saltiamo le premesse perché mi pare che un po' di... Allora, dinanzi a me, dottor Giulio Rogito Notaro in Torriglia, è apparso il signore, eccetera, nato e via, in piena facoltà di intendere e di volere, sì, il quale in data, eccetera, mi ha dettato le sue ultime volontà. Alla mia morte... Ma questo mi fa un po' senso, c'era via. Se vado avanti. Tanto le arrestò tutto come prima. Abbiamo solo da fare quella variazione piccolina. Non le vuoi vicino. Allora, vado avanti. Allora, in caso di morte... tu che siamo torna. Allora, a casa all'andieva a sue figlie. Sì. Restando a sue moglie, l'usufrutto limitò. Sì. E trasferendo sulla eredità della moglie la quota parte di terreni delle figlie. Si capisce? In questo modo la moglie avrebbe tutta la proprietà dei terreni, ma nulla per la casa. E in questo modo, se le figlie volessero vendere la casa, potrebbero farlo indipendentemente dal volere della moglie, perché la moglie ha solo un usufrutto limitato, ha l'usufrutto limitato. Ma perché Sciabio fa così? Perché vedo tutte lame. Non riesce me figlie fissano fa così te da me moglie da vendere a casa e poi per spendere palanche in te qualche colcaia, in te qualche affare da perdere tutte così, capisci? Facendo così mi tutelo e me figlie e anche mia moglie. Ho capito. E allora procediamo a questo modo. Si capisce. Esatto che Sciame dice così. Sciame fa venire in mente la cosa che devo dire. Se oggi alle venuto a studiare per sapere qualcosa in merito al suo testamento. Ma me l'immaginavo mia. Comunque mia moglie, ma è una brava donna là solo con lo balino di affari, capisce? Ma invece mie sono un uomo da terra, un uomo che questa terra mi garò dai vegi e dai vegi di me vegi, l'ho sempre coltivato, l'ho sempre mangiato, e non sono dei figli maschi, ma con solo dei figli, anche gli altri hanno potuto mangiare questa terra. Poi quando non sai uomini faiamo quello che vogliamo, se saiamo rose e sciuiamo, io non so. Comunque, c'è la mia, non riesco che mi dice mia moglie, volevo dire che ha alcune cose da dire? No, io volevo dire comunque che quella donna lì, mi non la lascio mai, no, perché sempre che a me dopo dei mesi capisce, perché sapeva prima problema non si capisce, però mi qualche palanchetta che lo da lasciare che vive bene, vive abbastanza bene. Balena a parte, balena di travaglio a parte. A Carolina, a macchina, tu deixa a Carolina sulla macchina. A lei, passare dal giardino, corsa, posso fare vedere la mano gente. Il momento ciulutano, un cappello. Già vanno ciulutano.
mai? Te in casa? Ho pure lasciato te. Come ti è arrivati? Qua corriere. Veramente, vi ho sentito il rumore della macchina. Chi ha lei ha quella macchina ad UCC? Uccisi. Ma no, volevo commendato un freguso, come ha detto, un passaggio da scufera. Ma piuttosto, cosa ti che facevi qui in casa con un notaio Roger? Ma cosa ti credi? No, come te fermo a vedere che con un notaio Roger in questa casa che non ti dici? Che ha sua macchina davanti a casa. Bernardo, vuole. Comunque mia, ormai se ne ha detto. Sì. Tu se ne andato? Giurotano, ma cosa che avevo detto, giurotano, cosa che avevo detto, Siamo aveva detto. Sì. È passato già lì per non farmi vedere la sua Ora ringrazio, ma mi sono proprio a mia agio, se capisce. Sì, e fare uscire, e poi? E poi mi sono scordato le chiavi da macchina chiscia. E poi venite a picciare. Vedevo di anche una cosa. Cosa è successo? È successo un guaio. No, tu guardi. Ma non si deve preoccupare perché ho tutto in testa, perciò non c'è problema. Questo mi fa qui. Combinazione tanto che ho lì che cercavo le chiavi da macchina. Ma che ti papel terra. E quindi? Una vacca se la mangia. Oh, anche va che sappiamo cosa che ti è cose che ha scritto in te quei papè che mi non dovevo sapere. Oh, che schifo. E ha scritto in te quelli papè che in tuo caso che mi scurdesse dalle spiare di te di te è tutto. Non vedo. Non sta fermo come in baccalà. Aspetto domani alla solita ora, al solito posto. Non mancare tuo Cicci. Io riesco a sapere che io le questo Cicci chi è. E qualche di questa casa sappiamo bene che io le questo Cicci chi è. Te l'ho detto! Vado qua a scuola una settimana, vacanza premio a Londra. Viaggio pagò per imparare bene a lei. Te l'ho detto, ma ti scordi sempre cose impossibili. Ma non mi ricordo che ti mi hai detto. Se vedi che mi scordo le cose che dicono gli altri, ti capisci meglio, ma quelle che dicono gli altri sì. Che devo che esci a Roma a vedere catacombe, da capisci? A studiare. No. E tu muoia, sa? Sì. Sono passata in oreficeria a salutare. Come sta? No, dice bene, alle a dare un banconi, Sì, come stelo, capivo. La netta via per lei, cosa ti mi conti? Allora, a diabete, quello lì, uno che è. E a diabete, prima di tutto, mica vedo di che a mamma a te va sempre bene. Figurati. Sì, e te posso dire che a mamma dorme da sus, alla Giustina. Solamente a mamma aveva dimostrato che a lei già per affari. E poi quello cossulini, come si chiama, quello sciu pestello, ma non che a manco, le ha partito per dei affari, come dice la canzone, senza una palanca. Insomma, non so bene, voleva, comunque voleva partire, non so bene. Sì, se vede quella netta cattana un bolacco dei diamanti, quei palanchi che si è prestato
Tu vuoi, capisci? Sì. Sei andata a Valenza. Valencia? Sì. Ma cazzo. Sì. Ma ho visto che lì che sei stato qualche altro spacimante. Ma no, veramente l'ufficiale da finanza. Ah, te capito. E a mamma non sapeva dove mettere ma. Capezio. E che figa scappò di chi me l'ha fatto fa? Che li modito tutti. Tutto. Però ho fatto finta di non aver visto e sentivo niente. Comunque era lì che controllavano bollettini, fatture da merce, bollettini di carico e scarico. E vabbè, vorrei dire che quando le torniamo a Reo mettiamo tutto a posto, così di che te dico. Speriamo. Cosa te dico? Speriamo. Volevo dire una cosa. Sì, dimmi. Io ho visto un Cicci. Cicci, insomma, a me ne importa faccia quando te parlo, Chi vuole a questo Cicci? Tu conosci allora? Un studente, sì, Un studente che mi sta prendendo e che mi impedisce tutti dei messaggi anche sul telefonino. Basta. Però come mai tu conosci quello Cicci lì? No, veramente non l'ho visto. Allora cosa ti mi dici che conosci? No, ma io ho visto questo biglietto in Inghilterra, uno lei per me, sai? Sì, ti aspetto domani alla solita ora, al solito posto. Non mancare tu a Cicci. E come mai ti che l'hai questo biglietto? Lo trovo all'interno, uno lei per me. Ma non date pensiero perché alle pinde fantasie. Pensavo che fosse detto io, No, addirittura. Sì. No. Però pensa che vedeva appuntamento al solito posto, a solita ora, delle fantasie tutte e due, Va. Te conto un'altra volta, Sì. O a fammi andare, perché se no perdo la curiera, speciassa da Vittoria a Zena, che le vedo che viene tardi, fammi andare. Perché te l'ho detto che non che valigia che ti chiama? tua valigia? Una settimana, te l'ho detto, ma ti scordi sempre in cose, te l'ho detto. Se vede, te l'ho detto. E altro non che... ma che ti vadi via, e torni mai sciutti con quella valigia. Altro che se te l'ho detto. Dice che quando è trona parte di 11 anni c'è caldo. No, papà, stammi bene. Non ti mi mai abbracciato così. Ma raccomando, torna figo che ti aspettiamo, no? Io non la capisco. Una se ne va via, l'altra se ne zanetta via prima. Questa se ne va via ora. Io non so come è finita questa casa. Dove va Samantha con la valigia? Va a Londra. E tu sapevi? Lei dice l'avevano detto, ma me, per conto me non me l'ha detto, mi ascolto tutte le cose che se ne ricorda niente. Papà, sentite un momento, che te devo parlare. Tu sai che è una bella notizia? Ti da dimmi anche te che ti vai magari a Parigi, puntandomi, ti avrebbero già detto? Sì, parla, mamma, ho saputo un segreto. Da chi? Da Teo? Cosa c'entra te Dorinda? Non più con i traditi a Teo. Ma per l'amore di Dio, ma che segreti come? I segreti non ho. Ho parlato con Don Campana e volevo ringraziate. E anche da parte di Samantha. Ma ti pare a stremesci? Cos'è che entra a Samantha di Don Campana? Ma confidò che t'accatò a casa di Don Prospero. Tu lì come tegna a parola in breve, ti capisci? Sì, diciamo tutto sempre. No, volevo dire che ho detto sì, una capara, ma là tu non le manco un feto, insomma. Comunque, tu come mai sei così contenta? Tu non ero dando fastidio, non ti dice niente? Non ti hai detto te una volta che ho a sole donne che sa cercarsi l'uomo adatto? Ma non ti vedi che ti? Ma che ti stai sempre in casa? Ma lo conosco? Segreto, tu sai quando lei è disponibile a dire. Buon testo. Una se ne va, l'altra che viene, legge di compensazione, così dico che te dico. L'importante è che sei bravo, onesto e con la gente tanta bella poi di lavorare. Sì. Va bene, ora me ne devo andare.
Ancora te preparo da mangiare. Aia, che non si mangia, si sa da pasto. Cosa fai da mangiare? Spaghetti con tonno. Oh, come sono difficili quelli lì, sì. E te secondo cosa ti fai? Nuovo sodo e basta? Vabbè, fate fare una strada a te a fare da mangiare, che stai a Veggio. Io vado, ciao. Ciao. Ciao! Credevo di vedere anche. Sì, parlo, ma se sa fare nomi. Che qualche tu. Allora ti aspetto, ciao. Arrivo! Signorina Nunzia, che bello vederla da sola, finalmente. Ma quello che. Posso aspettare un momento che devo parlare? Prego. Sono venuto appena provinciale, sono un po' stracco. Aspettiamo, deve andare giù senza bacco. Ma non che non ho bisogno. E poi quando è vedo, mi sento tutto ragazzino. Cosa voleva da me? Che fase finto perché mi da fare? Vengo subito al sodo. A Carolina, brava donna, Calè, mi aveva detto che tra gli altri due si poteva arrivare a una conclusione soddisfacente con buona pace per affari di famiglia. Ah sì? E quali saranno affari? Ma bella figlia qua, quelli di mettere su una famiglia. Tu resto cosa anticipa 100.000 euro e quelli non sono i suoi. Ecco dove la trovare 6.000 euro. Si capisce, quello ha dato, non sapeva nulla fare. Questo le parla con Dusesimo. Allora, a faccenda, posso considerarla in parte? In questo caso, saeva disposto a lasciare a sua mamma 100.000 euro da gestire come vuole, con volare a nozze e poi gli altri andiamo a fare un viaggio in crociera ai Caraibi. Cosa te ne dici? Intanto non sommerge le scale e poi ai Caraibi. Ma non so cosa che arriva. Queste proposte che vado a fare a quelle della sua età, non a una che può essere figlia, ma non che la vergogna. Ma cosa ne serve una baglia gratis? Ma mi veramente credevo che sua mamma dopo che potete due palanche? E le palanche le date voi, e che se la arrangi con lei. Mi non sono oggetto di compravendita. Signoria, a porta a sta dove? Ma non finisce qui! I me 100.000 euro! Con tanto dei papè che ne parlano e li voglio tutti interi! In Salungia li voglio, in Salungia! E quello, non le liquidò. Andiamo a vedere cosa fa da mangiare Teodolinda. Già vede che fa su strada. Allora non pico manco, Mi mancava venire un po' qui, Ma come lo sa che l'ha detto? Doveva restare segreto fra degli altri. Quella questo. Ma lascia perdere cosa fatta a capo a. Poi ho fatto un buon prezzo, non considerando il pagamento a tempo. Oh, cangiamo un po' di scusa che quello lì dell'appartamento siamo a posto, ma per quello che devo dire, le meglio settasse anche senza invito. Solo se beviamo un po'. Questa è una buona idea, scelga non è quello buono, è quello buono. Ma sì, io non mi chiedo qua è vino, non so qua è da vino, però questo però in compagnia. In compagnia ci avete anche in tappo, che dunque un buono se ne fa per la prossima volta, Ma padre quello buono quello lì. Ma non ti metto qua dei tappi perché dura poco quelle bottiglie. Vabbè, se... Allora, fammi un po' così, prima di dare... Se le volte che ne avanzasse una bottiglia del quello lì, ma tra io sapevo mica la bottiglia, dico, sapevo, ne parliamo poi dopo. Uno è buono, Sì, si capisce. Barbera del Monferrato, Barbera del Monferrato. Ormai dito messa 3 volte al giorno, non che faccio manco caso per mia legge. Se poi quando sei in compagnia, che dai di magari due parole. Ma già ne beve poco che poi questo chi non piggio mica. Ora non so da che parte come sa da quello che devo dire. Sì, è un piccolo, sì, come che devo dire. Ecco, prosit, Vino Veritas, Sciausciano, come che dice.
Vabbè, ma lo metto da sapere. Non mi ricordo cosa doveva dire. No, basta. Ah sì, mi veniva in mente. Charles, pronto? Sì. Charles sarebbe un gotto da davanti. Che dica per te, ho scoperto chi è Ucicci. Ma io so piace più da Ucicci. Ah sì? Davvero? Sì, e chi è? Volevo il compagno, la Samantha. Ah, c'è un compagno di Eva con lei che le insegna, Samantha. Sei un compagno che le insegna anche. Un compagno che le insegna anche, ho capito che Busciascia non sa chi lascia un nome, ad esempio. Un nome. Un nome non so perché non me l'ha detto, so che questo compagno chi ma è. ciao conosce. Conosce. Come se ciao conosce? Come fa a conoscerlo? Da fino a vendere a casa. Don da chi? Ma che don e din e don e dan, quello lì non è per lei, vuole solo prospero, tacchini e basta. In verità, ora che devo dire una cosa, ma beveva anche questa stessa qui. Tu aveva bisogno di palanche. Ho capito, Veterassela. Con sei figlia. Come figlia? Sì. Trovo lì. Con sei figlia per se letterà quella lì. C'ha la capio, a gita scolastica l'onda, c'ha la capio. Ma allora non se ne qui un po'. Non se ne qui un po'. C'è una resta niente da fare, sono già se ne andata, quello lì le partiu questo è palanche. Però c'è ne bevi tanto che fa male. Non se ne andata via. Come palanche, come figlia quello volie. Mele anche quel palanche. Non aveva capito che aveva bisogno di palanche per te se lasciava capire. E che dico un'altra cosa. Uccici, togli chi lo uccidi. E anche saccio che stanno indagando a polizia sul suo conto non risulta manco che l'ha mai frequentato il seminario. Ghiamo davanti un'impostura e quell'uomo lì. Ma un accidente altro che gita l'onda, te lo dico bene. Bevevo se ne è altro conto. Sì, no, ma poco. Bevo già se ne è andata via culinato, c'ho le palanche, che non so manco chi l'ha dette. Mia figlia se le fate mangiare da quello palanche, me le sono fate mangiare da quello lì, da quello Don Tacchini, quello pimpinte, capito? Ho capito, però c'hanno beve cico che fa male. C'hanno beve cico, c'ha ragione, però mi pareva di aver conosciuto la calligrafia, c'è quello benedetto Feggetto, poi sono andato a parlare e ho sconosciuto questa cosa qui. Però sapete che non tutto il male viene per nuocere. E perché? Ma perché un signore ha sempre il suo disegno, capisce? E ci va poi anche dirmelo prima. Ma se non mi parla manca mica, ci passa che vada d'accordo con il diavolo, ma per piacere. Comunque non tutto il male viene per nuocere. Sua figlia vorrà finalmente a casarsi, la cattò una bella casa, se può mettere insieme con quello. È giusto do fregoso. Ma no, ma cosa c'ha a dire? Che l'impediò. C'ha la restava in derego, parlò l'altro giorno, ma detto che l'aveva mandato fita a farsi fottere. E aveva ripetere parole precise l'annunzia. Comunque, mi fa suo piacere, non ne beve più di questo che ho visto che Busciascia non lo rese, lo dà amico mi fa suo nome da questo chi? Ma chi è? No, ho parlato fino a troppo, ora che pensi a dirette interessate. Mi ora vago perché bisogna che vada di una mesa. C'è se resa mesa, non sa passare una cosa, c'è va davanti che mi piggio. Io ricordo che la guerra, che faccio la bella fettina ai fari e intanto a te ho preparato la pasta asciutta con tu. Usci, non è contento? Ciao Nunzia! Che avrai oh, seminaio? Ciao, da un posto! Dai, non scherzate per la cena? Sono della mia ragazza con una bella notizia. E quale? Vediamo un po'. Fammi vedere? Vediamo un po'. Ma no, non toccare che mi manco se rovina e non mi danno a vincere di 100.000 euro che ho fatto. No, stai scherzando lungo. A mia che donna di poca fede, mia. Ecco qui. Mia. Mica, e ti vengono i presi.
13, 47, 87, ma un anno secco! E pigliare in giro perché giocavo il seminario, giocavo sì, ma con poco. Sui numeri che mi ha dato mia mamma, lo giocavo tante volte e finalmente sono usciti. Ciao papà! Ciao anche me, ma che ora sono venuta a ricchi, Sono me. No, come Deo! Ma tu l'avevo conosciuto, vestito di nuovo così. Cosa ti che fai da vicino a me che già? Allora io mi sono vestito bene per venire dalla mia ragazza, come sapete, ma una volta domandasse, ma... Ah! Venani dai Suvi, anche gli altri, Serenetta, l'altra mia figlia, Serenetta mia moglie, da via anche te, mi resti io solo. No papà, non te lasciamo solo. Tranquillo, state tranquillo. Siamo qui. Sono contento da Matti che mi vede, non verrà né, che stai qui con me. Stiamo tutti insieme finalmente, almeno un altri saremo contenti. Ma che bella gente! Si capisce. Che si vuole bene! Meno male che Medeo non ha... Cosa ti dice che è? Te lo volato braccio, Meno male che Medeo non è stato un foresto, Sì. Non è stato un foresto. Ma la cena è pronta, come devo fare? Devo servirla qui o di là? Meno me lo qua. Io veramente petin d'appetito gliel'avevo. Allora fate un po' come voi. Io andiamo da là. Qualche due la sentivo tutto. Che è questo? Buongiorno. Buongiorno, Uscia. Come mai a questo lo avete sdato? È questo che domando venia, ma sono venuto a protestare, a dire che sono stato trattato come in sciurbetto. E da chi? Come da chi? Da sua moglie? Per quale motivo? Papà, Ciao, non sa la benissimo. faccio, Se per gli altri invece di avere Comunque mi ho detto 100.000 euro perché l'aveva da combinare a fare. Chi che l'ha detto? Un merlo è chi io. Un affare ma in base a quel contratto che le detto queste palanche. Contratto, non è nessun contratto, come una dote detta da me in promessa di matrimonio d'annunzia. Ma che bravo che ci ha detto a dote spontaneamente per annunziare quando si è sposato con l'uomo che vuole. Ma che bravo davanti, grazie, tante grazie. Belle balle queste, i 100.000 euro l'ho detti perché scusesse con me e non con in altro. Ma allora dica a casa che sta carta si vede, Ci come dato un fregoso, stavolta un frego, c'ha le usciate. Ci deve capire che gli altri uomini di terra siamo abituati a fare i contratti, ci terreni, c'è casa e c'è tutto. Invece c'è usciato. Ce l'ha perso tutto, ce la capisce? Vediamo, andiamo in tribunale. Tutti sappiamo che la famiglia Pestarino non ha mantenuto la parola data. Sì, ma se lo dica a mia moglie, gli altri che a separazione di beni, Non che non mica come gli altri. Questa tappa un goscio, ma manca l'aia. Coraggio, Dai due maschere. sì, coraggio. Dici anche a maschero, Vede, perché quello che te guagno a Guagno? sì, 100.000 euro a seminario. Cioè, 100.000 euro? 100.000 euro sono meno, Ma 100.000 euro. sì, ma quelle sei palanche sono te. Tu devi mica dare a Brecchio, queste palanche chi Vabbè. Chi sciaga a riserviva da Vinci e chi sciaga un giorno le sciaga contro le numeri su più o meno 100.000 euro e ho lasciato la fase fritta e c'è la fisioterapista che le vede
a luogo di testimoni, ha ricevuto come è stata detta, adesso spontanea vuente, l'ureti è a parola detta. La parola di Medeo è un contratto. E più casca l'asino, mi non senti unite. No. Sciavate. Io parlavo. Bene, ora siamo pari, allegri. Mi rincresce. Però ho speso per anche per andare a casa. E quindi vuol dire che c'ha né ti dai 8 ore di palanche per costruire questi 100.000 euro. Se la riesco, faremo cose io come da una mano, non sono problemi. Comunque, andiamo di mani in mano, Va bene, andiamo a mangiare oggi. Ma che tu? Sa che domando scusa, ma sono venuto sulle permesso, Sì. sono venuto per onorare me nome. Che faccio ora? Sapete, mica avevo un bisogno urgente di palanche, per pagare l'usuraio che mi aveva finanziato, poi ho fatto atrás. La guardia di finanza, qualche affare non troppo c'è e così. Già sta, lo vedo a bottega, sì, a gioielleria, e chi ora lo porto. Ma senti, su quelli 100.000 euro che mi ha presto stanno, sono urgenti. Ecco qui. Poi ecco bello, lasciando me di Medeo, ti davo tutti per una volta. La moglie? Sua moglie. E lei chi del feu, anche se vergogna in piccolina entra, ma ragazza bella, Credo che si vergogna. Vieni. Ciao Gaetano. Ciao Nunzia. Anche a te Medeo. Salute. Ti domando scusa a tutti. Credevo di far bene, invece ho sbagliato. T'avevi ragione te Gaetano. Ognuno il suo mestiere. Ma posso fermarmi? Mi torna mamma. Grazie. E ti non ti dici niente? Credevo di far bene, invece ho sbagliato. Ma chi non sbaglia non impara. Dove ti vai? Mia che questa è casa tua. Ma basta parlare di affari, te capito? Sì, è promesso. Ma come femo qui di ne che mi hanno detto? Sì, questo è il tuo Medeo che pensò lei a ti fare 100.000 euro. Un Medeo, te capito? Un Medeo? Sì. Sì, la guagno al seminario e un lario non so che ti. È proprio vera, in ta vita non si impara mai abbastanza. E anche il suo castello, te l'hai visto? La portò i 100.000 euro, te hai capito? Sì, perché non mi ha detto niente. A me non me l'ha detto, l'avevo più a bottega e quindi sono arrivate anche quelle palanche lì. Quello che mi rincresce ora, che non è a Samantha. Che ti pensavi tanto scena elettrica, che c'era netta con un tacchini quello bibin lì Anche lo cielo che sei io. Ma lascia perdere lo cielo Sono ritornata. Perdonami, volevo mascar su e mi sono tornata a casa. Anche mi sono tornata. Non bisogna mai pretendere troppo da vita. Ma ora niente più balini di affari. E pensiamo solo a cose pratiche e all'avvenire vostro. Benvenuti tutte e due. Grazie.
Gaetanini? Sì. Senti un po', Sì. Te volevo dire una cosa, sai. Per rimediare a tutto quello il danno che combinò, nessuno è anche per far rimediare un po' del palanche, no? Avevo pensato che con solo 50, dico solo 50.000 euro, che saeva un affare da combinare. Che sei tu?